Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Svolta nelle indagini sulla faida a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, arrestato il killer di Angelo Castronovo, ucciso nel 2022, si indaga per risalire ai complici. 2 arresti per violenza a Catania, un 27enne sferra calci e pugni alla fidanzata in Piazza Europa, poi spacca la faccia a un agente, un uomo di 30 anni minaccia di morte la convivente per i soldi del crack. Cantieri per la costruzione del ponte ed effetti collaterali. Esperti a confronto oggi a Messina sull'eventuale incidenza su patologie cardiorespiratorie e sui tumori. Verso le elezioni europee si definiscono gli schieramenti. L'MPA di Raffaele Lombardo sosterrà Forza Italia e la sua candidata Caterina Chinnici. Il PD parte dalla Sicilia e prepara norme da proporre per l'innovazione e lo sviluppo. In crescita a Catania il numero degli stranieri residenti nel report Caritas Migrantes, con oltre 36.000 presenze. Il capoluogo etneo è il primo in Sicilia. Colleghi, amici e familiari in festa per Tuccio Musumeci, il grande amatissimo attore catanese, ha spento in teatro 90 candeline, una vita ricca di lavoro e successi, ma con poco spazio per il riposo. Calcio, sfide e salvezza domani per Catania e Messina, rossazzurri in trasferta contro il Sorrento, i giallorossi ricevono il Potenza. E ancora ben trovati da Sicilia 24, in apertura ci occupiamo della faida di Palma di Montechiaro, dunque andiamo in provincia di Agrigento perché c'è stata una vera e propria svolta nelle indagini. Oggi c'è stato l'arresto di un uomo che viene considerato il killer di Angelo Castronovo, il bracciante che era stato ucciso nel 2022, ma i particolari di questa notizia ce li racconta Angelo Gagliano. Svolta dopo 18 mesi dall'omicidio di Angelo Castronovo, un bracciante agricolo ucciso il 31 ottobre del 2022 nelle campagne dell'Agrigentino, sulla strada di collegamento fra Palma di Montechiaro e Licata. Per il delitto è stato arrestato con l'accusa di omicidio premeditato Giuseppe Rallo. Decine le perquisizioni personali e domiciliari eseguite all'alba dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Giuseppe Rallo è il cugino di Enrico Rallo, ucciso a sua volta il 9 novembre del 2015 nei pressi di un bar. Fu la prima vittima della faida di Palma di Montechiaro, scoppiata per il furto di alcuni mezzi agricoli. Di questo omicidio fu accusato proprio Castronovo, che venne arrestato il 30 luglio del 2020 dalla squadra mobile ma finì a processo solo per un giro di armi connesso ai delitti. Il GIP non ritenne sussistenti gli indizi di colpevolezza a suo carico. I carabinieri, dopo l'omicidio di Castronovo, ipotizzarono subito un collegamento con gli altri 2 delitti. Nelle indagini di recente è entrata anche una estorsione per una vicenda connessa ad un posto di lavoro in un'azienda. Incidente mortale sulla A20 Messina-Palermo, un tir si è ribaltato tra gli svincoli di Sant'Agata di Militello e Rocca di Caprileone, appena fuori dalla galleria sul viadotto Rosmarino. Il conducente del mezzo, che trasportava piante, è morto sul colpo. Sono intervenuti gli agenti della stradale e i vigili del fuoco, nonostante l'intervento dei soccorritori del 118. Per il camionista non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha provocato disagi alla viabilità. E adesso a Catania, ancora violenza contro le donne in città. Piazza Europa, un 27enne aggredisce a calci e pugni la fidanzata, poi spacca la faccia a un agente. Un uomo di 30 anni invece ha minacciato di morte la convivente più di una volta per ottenere i soldi per acquistare la droga. Giusy Lazzara. A Catania una ragazza in Piazza Europa ha chiamato la polizia ancora sotto shock. Poco prima era stata picchiata con calci e pugni dal fidanzato. Il 27enne è stato rintracciato a casa. All'arrivo dei poliziotti è andato in escandescenza, iniziando a sputare e opponendo resistenza, fino a colpire con un pugno in pieno volto uno degli agenti, fratturandogli il naso. Il ragazzo così è stato bloccato, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ancora violenza sulle donne, sempre a Catania. I carabinieri hanno arrestato un 30enne
accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali sulla convivente 27enne. L'ultima minaccia: ti faccio morire sotto le mie mani, ti porto in campagna, ti uccido, ti infilo un coltello in testa se ancora parli. Tutto per costringerla a consegnare del denaro per acquistare una dose di crack, e così l'avrebbe anche presa a pugni e tirata per i capelli. L'uomo l'avrebbe malmenata in più occasioni tra il febbraio scorso e fine marzo. Aggressione questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Muscatello di Augusta, siamo in provincia di Siracusa, nei confronti di un infermiere e un ausiliario. Un uomo arrivato con l'ambulanza del 118 per accertamenti, infatti si sarebbe alzato dalla barella ed entrato nell'ambulatorio, avrebbe colpito con un pugno l'infermiere e l'ausiliario perché stava aspettando, a suo dire, troppo tempo. Cambiamo pagina, secondo i movimenti No Ponte ci sarebbe un aspetto che il progetto del Stretto di Messina non avrebbe tenuto in considerazione, ovvero quello dell'incidenza dei cantieri sulle patologie cardiorespiratorie ma anche sui tumori. Tutto questo è stato evidenziato oggi durante un incontro a Palazzo Zanca. Sentiamo Francesco Triolo. L'effetto dei cantieri del ponte sullo Stretto di Messina sull'incidenza delle patologie cardiorespiratorie e sui tumori non sarebbe stato preso in considerazione dalla Commissione Ambiente, che ha valutato il progetto definitivo. Tra le 239 prescrizioni presentate alla Stretto di Messina non ci sarebbe alcun aspetto legato alla salute, così 9 associazioni, tra cui WWF, Legambiente, l'IPU e Comitati No Ponte, hanno lanciato l'allarme salute. Il rumore collegato con i cantieri in generale e col traffico. Immaginiamo per esempio i famosi camion che uno ogni 30 secondi dovrà attraversare la litoranea o eventualmente la panoramica. Tutti questi rumori sono ben collegati, sono ben dimostrati, collegati con patologie che non sono solamente quelli dell'inquinamento atmosferico per le quali si è parlato. L'impatto sulla salute andrebbe valutato prima, ha detto ancora il professore Magazzù, secondo il quale occorrerebbe valutare preliminarmente le patologie cardiorespiratorie e tumorali associate all'inquinamento ambientale attraverso la VIS e la valutazione di impatto sanitario, ma preoccupano anche gli aspetti della salvaguardia paesaggistica e archeologica. Il ponte, continuano a ripetere, è un'opera che non deve essere realizzata. L'opera, indipendentemente dalla fattibilità o non fattibilità, come dire, è di una dimensione incompatibile con la nostra realtà, cioè come se cercassi di far entrare 10 elefanti a casa mia, non c'entrano. E la mobilitazione No Ponte continua. Nel pomeriggio altra passeggiata del Comitato No Ponte, stavolta nella zona sud, per far conoscere quali saranno i luoghi che verranno espropriati. Alla politica, elezioni europee che si avvicinano, apparentamenti che si consolidano. L'MPA di Raffaele Lombardo sosterrà Forza Italia e la sua candidata Caterina Chinnici. Giusy Lazzara. Un déjà vu. Un tuffo nella compagine autonomista con vecchi e nuovi volti accorsi alla corte di Raffaele Lombardo. A Catania parte la campagna elettorale dell'MPA, che ha stretto un'alleanza con Forza Italia e deciso di sostenere la loro candidata alle europee, Caterina Chinnici. Se l'Europa vuole fare passi avanti difficili sul piano ad esempio della politica estera e della politica della difesa, che sono fondamentali, non si può aderire a forze di estrema destra e neppure a forze di estrema sinistra dentro il Parlamento europeo. Questa è una discriminante. Poi il ritrovarsi con un candidato indipendente come la Chinnici, il cui nome evoca tante cose, per quanto mi riguarda è anche un'esperienza comune nel governo regionale, una persona veramente indipendente ed autonoma, quale siamo autonomisti noi ad esempio, è una scelta che secondo me viene facile operare. In politica si sa, le alleanze e gli equilibri sono variabili. Con Forza Italia facciamo un patto, ad esempio che se noi raggiungiamo quota 5 per i deputati regionali, in vista di un rimpasto che dovrà esserci, lo prospetta anche il Presidente della Regione, abbiamo diritto ad avere il secondo assessore, così come il Presidente della Regione si è impegnato innanzi al segretario del suo partito, al Ministro degli Esteri. Gli intrecci perversi tra politica e mafia, le ultime inchieste a Paternò e Tremestieri. I casi giudiziari riguardano le persone perché la responsabilità è personale. Le istituzioni vengono giudicate prevalentemente, quelle politiche, quelle amministrative, i governi a tutti i livelli, per quella che è la loro operatività, per i risultati che riescono ad esprimere, per la soddisfazione che esprimono poi a loro volta come riscontro di questo impegno e di questo lavoro i cittadini. Il movimento autonomista verso le europee si mobilita per cercare consensi.
Michele Santoro a Palermo oggi in vista delle elezioni appunto europee, il comizio nel capoluogo, al centro del suo progetto politico, la pace. Marco Gullà. La pace al centro del suo programma politico. Michele Santoro fa tappa in Sicilia in vista delle elezioni europee, da Catania a Ragusa e poi oggi Palermo, come candidato e promotore della lista Pace, Terra e Dignità, esprimendo le ragioni del dissenso dalla logica bellicista per promuovere nuove politiche di pace finalizzate alla spesa sociale, all'occupazione e al lavoro. La pace come precondizione per portare avanti un programma di grandi trasformazioni sociali, di riduzione delle diseguaglianze e soprattutto per poter riprendere il cammino necessario per la transizione ecologica. La Sicilia rappresenta una tappa importante della carriera di Santoro. La Sicilia mi ha dato tutto, è stato il centro della mia formazione giornalistica, televisiva. I siciliani sono stati al centro sempre del mio progetto di comunicazione, sono stati il vettore principale del cambiamento nel nostro paese. E Michele Santoro cosa può fare per la Sicilia? Io posso dare l'occasione per alzare la testa, per far sentire tutto il peso dell'isola e soprattutto anche una visione dell'Europa che io ho, che pone alla base dell'Europa l'identità dei popoli, e io credo che sia arrivato il momento anche di riconoscere l'identità culturale, lo spirito di indipendenza dei siciliani, che invece molto spesso vengono usati come ruota di scorta per operazioni che sono estranee alla loro natura, alla loro cultura e anche ai loro interessi. Industria, innovazione e intelligenza artificiale. Il Partito Democratico parte dalla Sicilia riunendo esperti e mettendoli a confronto per guardare al futuro del Paese e preparare norme da proporre per l'innovazione e lo sviluppo. Il servizio. Disegnare oggi l'Italia di domani e farlo partendo dalla Sicilia. Il PD riunisce nell'isola esperti di ogni sorta per una giornata di studio, confronto e proposta che guarda allo sviluppo e alla crescita del Paese partendo da industria e intelligenza artificiale. Il governo sta perdendo questa sfida, basti vedere quello che sta accadendo nella vicenda di TIM per quanto riguarda lo sviluppo della banda ultralarga, il tema di Pago PA. Serve un cambio di passo, serve un'accelerazione. Serve, secondo il partito, un piano industriale per il Paese che guardi in maniera seria all'innovazione, non come sta facendo attualmente il governo. Il PD ha presentato in Parlamento il Digital Innovation Act, un pacchetto di proposte organico di politiche industriali per l'innovazione, l'economia digitale e l'intelligenza artificiale. Regole dunque e coscienza delle sfide che aspettano la Sicilia, come tutta l'Italia. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e torniamo tra poco occupandoci degli stranieri residenti, che sono davvero tantissimi, soprattutto nella città di Catania. Tra poco. A Catania cresce del 4% la presenza di stranieri residenti. Il capoluogo etneo è la prima provincia siciliana, è quello che emerge dal rapporto Caritas Migrantes 2023. Liberi di scegliere se migrare o restare. Servono più strumenti e risorse per trasformare l'immigrazione in opportunità, così dice il direttore Caritas, Don Puglisi. Sentiamo Emanuela Corsi. È Catania la prima provincia siciliana per numero di stranieri residenti, con oltre 36.000 presenze, seguita da Palermo e Ragusa, con una crescita del 4% tra il 2022 e il 2023. E quanto emerge dal report della Caritas Migrantes 2023, dal titolo Liberi di scegliere se migrare o restare, presentato al seminario arcivescovile. La prima comunità del comune etneo proviene dallo Sri Lanka, seguita dalla Romania e dal Bangladesh, poi Mauritius, Senegal e Cina. Possiamo parlare di un certo multiculturalismo per cui la nostra città è formata ormai da componenti non solo di coloro che sono i residenti, ma di coloro che abbiamo imparato a accogliere e dobbiamo imparare ancora ad accogliere. Storie di migranti che raccontano anche il consolidamento della loro presenza sul territorio, andando oltre l'emergenza di viaggi e arrivi. Lo dicono le imprese straniere attualmente registrate in Sicilia, pari a 30.000 secondo dati Unioncamere, con un'incidenza in crescita. Ma noi siamo accoglienti, le nostre città sono accoglienti.
ma anche se noi lo fossimo, tante volte la struttura in cui viviamo non ci permette di esserlo, perché è come se non si pensasse o non si desse l'importanza dovuta a tutte quelle micro risorse ma anche macro risorse che materialmente permettono ad una società di esprimersi in senso domestico. Il report rappresenta uno strumento per quanti operano per la costruzione di una società che sappia accogliere ed integrare i migranti. Un compleanno vissuto nel luogo che più ama indubbiamente, che più ha amato, ovvero il teatro. Ha spento 90 candeline insieme a parenti, familiari, amici di sempre, il grandissimo Tuccio Musumeci. Ci siamo andati anche noi. Quando avrò 100 anni lo faremo in una bellissima casa che ha fabbricato mio nonno, che si trova al viale San Paolo o cimitero. A questo sogno la pace. 90 candeline con gli amici di sempre, i colleghi più amati e soprattutto la sua bellissima famiglia, i figli Matteo e Claudio e la moglie Norina. Così il maestro Tuccio Musumeci festeggia uno spettacolare traguardo per una vita ricca di successi e mai noiosa, caratterizzata da quel suo humor alla catanese che porta non solo sul palco ma anche in privato. È stata una bella carriera che ho avuto, anche con l'appoggio molto di tanti. Abbiamo iniziato con Pippo Baudo, questo dicevo, con ragazzini. Ragazzini abbiamo iniziato assieme, addirittura abbiamo fatto anche un concorso alla RAI, abbiamo fatto 2 volte da Bucciano ai provini. Teatro, cinema, televisione, spettacoli, che cosa manca nella sua carriera, se manca qualcosa? Riposo. In tanti sono accorsi ad abbracciarlo alla festa organizzata da Teatro Stabile e Teatro della Città. Chi lo conosce da sempre, ad esempio, come un'emozionata guaiaielo. Un aggettivo per definire Tuccio Musumeci? Amore per me. Per me è amore, e mi spiace, forse mi invidieranno perché è reciproco. Quando l'amore ha un significato che investe l'affezione, l'essere molto affezionati. Alla festa non poteva mancare Domenico Centamore, il piccionello di Macari che con lui ha lavorato in TV. Con me si è instaurato questo rapporto di amicizia e devo dire che è veramente una bella persona. Gli artisti così vanno premiati di più e lui è un grande e quindi oggi non potevo mancare. Tuccio, sono qua, Peppe Piccionello è qua, non poteva mancare. E nel giorno del suo 90° compleanno facciamo con gioia e orgoglio gli auguri a un grande siciliano, un grande artista che ha reso la nostra città e la nostra terra in Italia e nel mondo il palcoscenico della sua contagiosa umanità e della sua sublime, irresistibile, altissima comicità. Così in una nota il sindaco di Catania Enrico Trantino e l'amministrazione comunale di Catania festeggiano il compleanno dell'attore e a questi numerosi auguri si unisce assolutamente la redazione di Telecolor e Antenna Sicilia insieme ai tecnici. Ci fermiamo per una pausa e torniamo con una nutrita pagina dedicata al calcio. Finisce in parità l'anticipo tra Palermo e Parma al Barbera 0-0 e davvero poche emozioni. Marco. Adesso alla Serie C, vigilia di Sorrento-Catania con rossazzurri che devono fare i conti con diversi indisponibili e una situazione ambientale non ottimale, ma in palio c'è la salvezza, il servizio di Francesco Triolo. Un Catania caparbio, determinato, concentrato, un Catania che prenda tutto il buono visto nel derby contro il Messina e lo riversi in campo anche a potenza nel match col Sorrento, mettendo da parte tutto il resto, affrontandolo quando sarà necessario, a giochi fatti. Intanto c'è da mettere in sicurezza la salvezza, da evitare i play-out e poi cambiare pagina, scrivere un altro capitolo. Il Sorrento è salvo, ha ancora qualche chance di centrare i play-off, è vero, ma il suo campionato è stato già ottimo così. Guai a fidarsi e la pancia piena degli altri però, ed una squadra composta da gente esperta come il Catania dovrebbe saperlo. L'attenzione quindi è rivolta al campo, lo staff medico proverà a recuperare sino all'ultimo Zammarini, ma non sarà semplice, ci sarà invece Monaco in difesa, mancherà Bois squalificato. La situazione più complicata è a centrocampo, dove a disposizione ci sono solo Welby
Welbeck, Ndoi e Quaini. Zeoli potrebbe adattare nel 3-5-2 anche Marsura e Ciccerelli, ma sono ipotesi allo studio del tecnico che valuta anche il 4-2-3-1 con Welbeck e Quaini mediani e poi Cianci punta avanzata con Di Carmine a ridosso. A destra si potrebbe vedere Chirico, che potrebbe dare una risposta sul campo alle ultime critiche ricevute. Sono contento di come la squadra si sta preparando a questa partita importante ma non decisiva, dipenderà da quello che faremo domani, però sappiamo i risultati, il risultato sul campo del Sorrento potrebbe darci una libertà mentale che in questo momento penso sia importante. E domani sera al Franco Scoglio il Messina ospita il Potenza in una gara decisiva per la salvezza. Per raggiungere l'obiettivo ai giallorossi serve almeno un punto o in alternativa un risultato positivo del Crotone contro il Monopoli. Sergio Colosi. Combinazioni, calcoli e tabelle. Il dato è tratto per il Messina che domani sera ospita al Franco Scoglio il Potenza con un quadro già delineato per centrare la salvezza matematica. Obiettivo raggiunto in caso di vittoria o pareggio contro i lucani, ma non solo. La squadra di Modica, se sconfitta, sarebbe salva se il Monopoli non riuscisse a vincere a Crotone. I pugliesi infatti a 39 punti o al massimo a 40 all'ultima giornata non potrebbero raggiungere il Messina che attualmente ne ha 44. Del tutto ininfluente invece per i peloritani l'esito di Turris Monterosi in considerazione del distacco di almeno 9 punti dal penultimo posto che evita i play-out. Numeri a parte, il Messina vuole congedarsi dal proprio pubblico evitando calcoli, ma con una buona prestazione contro un avversario che ha ottenuto soltanto un punto nelle ultime 4 giornate ed è in piena zona spareggi per la salvezza. Potenza con i vertici tecnici esonerati, guidato in panchina dal De Giorgio bis, senza gli squalificati Schiattarella e Verrengia. Per lo stesso motivo Messina privo di Lee e Frisenna, stagione finita per l'infortunato Ortisi. Modica potrebbe proporre Firenze, provato in settimana, dopo un altro lungo blackout con l'allenatore di Mazzara del Vallo. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata.